Benvenuti a Baigli, il podcast di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. In questa puntata soffrire di tifo calcistico. Perché mi preoccupavo. Indiani in casa. tipi da palestra. Tutto questo è Baigli. Marco c'è, Pippo c'è, Gaetano c'è, ma c'è anche un amico che ho pensato di invitare. No, Pippo, no, è da ti tanto prego, che no. non poteva venire. E c'era però un motivo se da tanto non lo facevamo sentire. Ma dai, che teneva tanto a venire Saverio, il mio amico Saverio, perché ha un sacco di aneddoti. Ci teneva, io no, non lo posso Sono qua. Eccolo qua. Meno male. Che Ciao, sono Saverio. aneddoti imperdibili. Mamma mia. Ciao Gaetano, te l'ho mai contato che a volte che ho trovato i Ris de Parma in montagna per chi aveva sparato a neve? No, non me l'avevi già raccontato e non voglio neanche che me lo racconti di nuovo. Te l'ho mai contato che a volte che sono andato in spiaggia e con un gommone go cancellare al mare? No, ma dai, Gommone. Sì, appunto, Gommone. Te l'ho mai detto che a volte che sono diventato agente segreto? Oh cazzo, adesso non... Ho detto adesso Saverio. No, ma Vabbè, tutti aneddoti, grazie, uno Scusa, ma io non capisco una cosa, ma per quale motivo dobbiamo avere un ospite come Saverio? Non potremmo fare un podcast normalissimo in cui non so si parla di temi più banali, tipo è il calcio, possiamo parlare di calcio? Ce l'ho. l'abbiamo, Ce l'ho la rubrica sul Ma che bello. calcio. Ce l'ho io, me l'abbiamo anche scritto nel copione iniziale, no? Sì, ma non l'avrei detto e questo è il discorso. Soffrire Vai. di tifo calcistico. Esatto. calcistico. Ricordiamo che questo podcast ha un intro che naturalmente più o meno viene condivisa per generare una scaletta, ma poi l'argomento non viene condiviso con gli altri, per cui noi non sappiamo, Marco, cosa abbia provato. Ognuno di noi scrive 7 minuti. Bravo. In questo caso io ho scelto l'inizio perché essendoci l'introduzione avevo scritto poco Di meno. e quindi lo facciamo bravo. In più l'ha fatto anche a Saverio, quindi ancora Marco. Perfetto, vai. Scherzi a parte, parte da un libro, perché sapete che vi do qualche consiglio letterario qua e là. Sì. Siccome quest'anno ho letto parecchi libri di sport, cioè di storie di sportivi, perché mi piace, non so, il libro di Ancelotti, di forte. Ferguson, Sì. Sir Alex Ferguson, anche se non sono libri recenti, però mi piace quando si raccontano storie di sport. Certo. L'ultimo libro che ho letto è Odio il calcio, perdibili storie di formazione e pallone. Di chi è? Fabrizio Biasin. Biasin è il giornalista sportivo. Famoso giornalista Sì, sportivo. forte. È divertente anche Nonché molto. interista. Meno divertente perché è interista, Ecco. ma devo dire comunque divertente. Libro pubblicato da Sperling e Kufler, che magari ci può... Non mi Ma tu conosco solo Trevisani Scapacchiozzi. Scapacchiozzi, esatto. Ma neanche- Sperling e Kufler potrebbe essere un po' Esatto, la versione inglese di... che naturalmente se ci regala dei libri noi ringraziamo. Allora Sì. ho letto questo libro perché insomma, da interista, no? Perché ricordiamo la nostra connotazione Sì, calcistica. Inter, Juventus. E Milan. Bravo. Quindi questi cioè, sono- non ne abbiamo una in comune, No, però è bello, ce la no? Questa giochiamo, cosa che ce la no? giochiamo. Allora, il libro che consiglio? Non lo so, forse sì. C'è un libro mi ha anche divertito, mi aspettavo più sport, invece ve lo descrivo così. Sì. È un misto tra Fantozzi, gli 883 e Fabrizio Biasin. Ma scusa. È ora che sta. No, che sta cosa No, non riesco a trovare il... No, cioè- perché sono storie molto pop, Sì. talvolta fantoziane, raccontate da Biasin, che ha una bella pena, un bel Sì. modo di scrivere, quindi comunque ti diverte. Speravo di trovare più calcio, però ho trovato delle perle, tipo... tipo? Ce n'è una. Vai. Ce n'è una. Come si diventa tifosi? Come si diventa C'è tifosi? un racconto in questo libro che è bellissimo perché racconta di un Milan Como. me lo ricordo. Vissuta Ma quale? da, Se non hai detto un Milan Como, come fai a ricordartelo? Non hai neanche detto quale. vissuta da papà Biasin e Fabrizio Biasin, Sì. ed è raccontata in maniera molto divertente, ma suscita proprio l'interrogativo: quando è che io sono diventato tifoso dell'Inter? Quando è che Pippo è diventato tifoso del Milan? Quando Gaetano ha commesso l'errore? Cioè, sono domande che ognuno di noi deve porsi. Beh, mi sono diventato tifoso del Milan perché Sì. da piccolino si giocava la Champions League solo il mercoledì sera, no? E avevo questa tradizione di andare il pomeriggio del mercoledì a giocare a calcio con mia cugina Valentina, che saluto, una grande calciatrice, e giocavamo a calcio tutto il pomeriggio. Il mio papà ci raggiungeva la sera a casa loro e era tradizione mangiare e vedere il La Milan. partita al E Milan. così sono diventato milanista perché era un bel momento, una bella atmosfera e si rideva tantissimo con i miei zii, le mie zie. Storica la scena di un gol de Gullit con Mesia che lancia il gatto sul soffitto dall'esultanza. Ma una scena non aveva fatto apposta, era proprio un
Scusa, adesso vorrei spiegare alle persone come non si lancia apposta un gatto. Cioè perché, quindi scusa, traduciamola così: i tuoi erano, la tua famiglia era milanista, grandi E quindi milanisti. tradizione. di conseguenza sei sì, diventato. E invece non è automatica questa cosa, perché ad esempio i miei sono entrambi interisti, Veramente? ma io sono juventino. Perché? Ma un po' forse per ribellione adolescenziale, non lo so, ma in generale comunque venivo, diciamo che io sono del 74 Mamma e che in quegli vecchio. anni, lo so, ma in quegli anni insomma la Juventus vinceva tantissimo, Sì, c'erano in bianco grandi e nero anche a te, campioni, praticamente. insomma poi io li ho visti, nel senso li ho visti con i miei occhi, Platini, tutta sta gente. Come per con i cui- miei occhi, dove che te hai visto? No, nel senso, Platini, insomma, cioè, l'ho visto giocare perché comunque ero piccolino, ma insomma. E quindi sono juventino non per tradizione, ma proprio forse per ribellione. Hai capito. E perché tu sai? Marco perché sei interista? Non lo so, perché credo che l'Inter abbia quello spirito particolare, un po' artista che Sì, mi è sempre adesso, piaciuto. una volta se diceva sfigata, adesso se dice No, artista, un po'- capito? No, Questo se- no, è una squadra che alla fine, tolte tutte le altre, rimane la migliore. Beh, se togli le altre, evidentemente. Così non faccio un torto a nessuno. E in realtà da piccolo ero stato affascinato dal grande Milan. Attenzione. Bello. Quindi per un po' avevo avuto quella tendenza lì. Poi mio papà mi ha preso a schiaffi e mi ha fatto tornare interista. Sì, sei un po' capito. come mio fratello, che qui lo dico davanti a tutti, che ha passato Fiorentina, Milan e adesso tifa Napoli. Bravi tutti così. vabbè, E ora, cioè, ora, l'anno prossimo scusa. cosa femo? Vabbè, comunque. Salernitana. Triplette. Va bene, ricordo più bello che avete del calcio, velocemente? Il ricordo più bello che ho del calcio è paradossale, ma è stato quando il Milan ha perso 4-3 la finale col Liverpool di Champions League. Bello. Perché poi, finita la partita, go mandare a casa che i cancri dei miei amici che mi letteralmente cavava la vita. Ho messo su il DVD di Van Basten, la storia di Van Basten, e mi sono addormentato vedendo i gol di Van Basten, se no che a sera non dormivo. E il passato è tornato ad essere presente. Io credo Esatto. Italia 82, eravamo a Jesolo per vedere la finale con mio padre e un altro signore lì vicino ed eravamo dentro un bar dove c'erano un sacco di italiani Che e bello. un tavolino di tedeschi che al primo gol dei tedeschi, figuratevi cosa è saltato fuori, insomma di tutto, ma poi sono stati in silenzio fino Strano. alla fine e mi ricordo una festa esagerata con gente che sopra le macchine bello. dipinte, è stato veramente la prima volta che ho sentito. Tra l'altro in quella festa lì la zia di Pippo ha tirato un gatto sul soffitto. Sento che meno io ero neanche ancora nato quel giorno, Gaetano. Vabbè, tu ma così vecchio succede, sì. succede. Allora io ricordo più bello e anche più triste Sì? che è l'ultima partita di Roberto Baggio. Da quando grande Baggio non Roberto. gioca Non è più domenica, ricordo il saluto di San Siro, ricordo proprio quell'ultima partita e sul Vai, calcio. vai. Giornalista, il problema sono le palle inattive, Serse Cosmi, sì, ma quelle dei miei giocatori. No! Questa volta, ragazzi, anch'io ho un libro. Bello! Un libro da consigliarvi. Dai. Si chiama Gli antichi insegnamenti dei nativi americani. Nativi americani, detti anche indiani d'America. Certo, perché sì. secondo voi indiani d'America? Vediamo se sapete questa. Indiani Cristoforo d'America, Colombo era convinto di aver esatto. scoperto le L'America, Indie. Bravo. cioè le Indie, quindi E quindi c'è mai indiani, si è rimasti Sì, indiani. Se come se mi un giorno sbaglio strada, arrivo a Campo San Piero, smonto dalla macchina e dico ehi Ciosotti! Ed è che il giorno ci chiamo Ciosotti, ma so no, come... non funziona C'è un così, po' però Campo San Piero. il concetto è simile. Vabbè, nel libro ci sono le riflessioni di un nativo americano che Sì. ha preso tante istruzioni dagli anziani della sua tribù, si chiama Manitonquà. E Manitonquat o Nitonquà, non so in francese. Su Ma che YouTube. francese sei nativo Sai, americano? nativo americano, Ma sta facendo forse il che aveva francese. un nome che si pronuncia francese, perché era nel Nord America verso il Canada. Ma non quindi capisco la potrebbe logica essere per cui Nord America verso il Ma Canada. se sei nativo, che cosa ne frega delle influenze dei francesi in Non Canada? so, ragazzi, comunque. Ah, sai che parla, che già che ha letto un libro e già questo cioè, voglio devo fare dire, la fatica a dire che ho letto un libro. Cioè. Secondo me Pippo è quello che legge il libro Gli antichi insegnamenti dei nativi americani. Ah. Di cosa parla? Ma guarda, ti dà tanti insegnamenti dei nativi.
No, invece ho approfondito Vai, stavolta. raccontaci, Tanto vai. che sto personaggio mi ha incuriosito. Maniton Quatt. Sono a vedere su YouTube le interviste. Quindi di a Maniton parte, Quatt. sì, esatto, perché è mancato qualche anno fa, però sono tante interviste e ha detto una roba che mi ha molto colpito come padre, dopo ve lo racconterò. Prima serve una premessa però. Vai. Sì. Come Gaetano anch'io ho 2 gatti, Sì, sapete? vero, sì, Uno sì. si chiama Tigre Satin, che abbiamo detto anche ai Cognome, esatto. L'altro è un bellissimo gattino bianco, ha vari nomi perché tutti qui della famiglia voleva dargli un nome, nessuno si è messi a cosa. d'accordo, ci sta. Quindi si chiama gattino. Minù Micco Ferdinando Gatto e ha 4 nomi, ma da d'ora in poi lo chiameremo per comunità Queo Bianco, ok? Ok, va bene. Quindi Tigre il vecchio e Queo Bianco il più giovane e vivace, perché Tigre poretto ormai a fine corsa e quindi immaginate le scene tra il bianco vivace che va sempre a rompergli i maroni e Tigre che odia praticamente. Settimana scorsa Tigre sparisce, non lo vedo, torna dopo tanto i maroni, vado in vacanza a un piantino. Torna dopo 5 giorni e ora che dago e crocchette arriva Queo Bianco e tacca subito a mangiargli le sue crocchette, mordicchiarlo, dargli fastidio. Mico vedo ste azioni violente, divento rabbioso. Perché come te odi la violenza e quindi diventi cattivo. Bravo. Cosa c'è? Ma qual è la logica per cui uno odia la violenza e diventa cattivo? Però adesso fai tanto i fenomeni. Ora, per educare Queo Bianco ho preso teneramente per colpa, come se prendi i gatti, l'ho guardato negli occhi, tipo Mesia, quindi è una roba di famiglia, è genetica. L'ho guardato negli occhi che ho detto non te gada che fastidio il me tigre, ok? E dopo con un movimento del braccio l'ho accompagnato a percepire la consistenza del terreno. Diciamo così. Questo vuol dire lei. Dopo questo intervento educativo verso i gatti, entro in casa e sento Michele, il bambino più piccolo, che piange. Vado a vedere e mi accorgo che Giovanni, il più grande, tentava di giocare. Sai che baette che rimbalza, che fa luce? Ecco. E il piccolo, figurate, vede una lucetta che corre dentro e la vuole anche lui. Certo. Diciamo che Puteo piccolo sta a baetta colorata, come Gatto bianco sta a crocchette. Ok? Ecco cosa servono le proporzioni. Esatto. Quindi tipica scena del grande che urla contro al piccolo perché che vuoi cavare il sugo. E ora arriva l'adulto, alfa, quello che legge i libri sui nativi americani e tira 4 sighi contro il grande. E te che dici? Gaetano, traduci questa frase perché vuol dirla in dialetto. Vi ha butto via che baetta! La butto via quella pallina. Cosa ti costa dare la baetta al tuo fratello più piccolo? Quanta fatica ti costa dare la pallina al fratellino più piccolo? Gioca insieme, ostrega! Giocate insieme, diamine. Bravo. Allora, Pooh, consapevole di aver avuto un comportamento non consono, non da nativo, credo di trovare la comprensione della grande parte dei genitori di sto pianeta. Quando vedi queste scene un po' conflittuali ti viene da intervenire. Per carità, non giustifica la mia reazione rabbiosa, perché se stai inutili i gatti continuava a darsi anche i putei, quindi non serviva. Cosa accomuna questi 2 episodi, Marco? Che sia gatti o che sia putei, che rompi i maroni ai grandi. No, ma dai, ma te parlo di robe da dire. Ma non sono cose da dire. Significa che i grandi vorrei semplicemente farsi gli affari sui, ma i piccoli che rompi i maroni. Ma è la stessa roba, non sei questo. La stessa roba. La cosa in comune è come ho reagito io, cioè con l'obiettivo di portare pace ho fatto un'azione che invece di risolvere scatenare rabbiosità ancora di più. E qua arriva Maniton Quatt. No, te lo stavo per chiedere. Perché questa è la premessa. I nativi arriva qua. Arriva Maniton Quatt. Arriva qua. Che sai come arriva Maniton Quatt? Come arriva? Dai che ha detto questa cosa: se io in nome della pace obbligo un'altra persona a fare qualcosa che non vuole, anch'io sto facendo violenza. Vero. Per portare pace la tua unica soluzione è non combattere. Non puoi portare la pace con la lotta. Bello. Tradotto, e tu energie rabbiose, Filippo, che te sprechi per urlare contro i bambini, contro i gatti, non crea pace. Usa questa energia ma in modo diverso. Giusto. Beh, in effetti avreste potuto fare altre cose, non so, stupire i bambini accendendo la musica, facendo un balletto buffo. Non so, prendevi 2 palline, giocavi a giocoleria, indossavi
indossavi un cappello strano, facevi un po' lo scemo. Magari diventare un papà o un artista d'estrada? No, capito, ma magari facevi un fialmona che riesce benissimo tra l'altro. Esatto, cui, insomma... bravo. Hai capito, Gaetano? Sei un nativo americano dentro. No, perché, insomma... Cioè, l'energia che te a tirare fuori a quei bambini è sempre tantissima. Sì. Tanto, E quei gatti? Tanto vale tirare fuori l'animo mona e farli ridere così si distraiano. vero. Coi gatti go risolto. Coi gatti go risolto. Avrai preso 2 ciotole con colori diversi, hai creato 2 microambienti differenti, uno per tigre e uno per il bianco, in 2 stanze distanti, divise. Questo avrai fatto, immagino, che è la cosa che si fa. Sì. Guarda, quello che ti hai detto proprio preciso. Cosa hai fatto in realtà? Questo che ho fatto. Dimmi la verità, Pippo. Scusa, secondo te chiudevo il bianco su una stanza per 15 giorni da solo per educarlo a mangiare nel sociotto? No! Ma non si fa! No! Non so se avete notato, ma io all'alba dei 50 anni mi sento in ottima forma. Ecco, e ho deciso comunque di tornare in palestra. Ma dai. Per tornare, quindi c'eri già stato. Nella mia fantasia, nelle mie intenzioni, mai ecco. nella realtà, ma che torno, certo. Però se dice andare, non tornare. Cioè, Esatto. sono dettagli, insignificanti dettagli. Sì, cioè, perché ti sei invidioso della mia forma fisica. Sì, non a caso si dice forma fisica invidiabile. Ma no, vabbè, lascia stare. la Comunque, ricordo benissimo, tra l'altro, le domande che mi hanno fatto appena sono entrato in palestra. Mi dice, ma come fai? Vuole una mano. Questa sei la terza, la prima mi ha detto ma vuole essere così in forma, ma è genetica, un duro lavoro sul suo corpo, e soprattutto anziano signore vuole una mano, si sposti che stiamo parlando con quello dietro, per cui probabilmente era presente anche Marco. Comunque, scherzi a parte, allora ho iniziato ad andare in palestra a causa del fatto che, voi lo sapete, qualche anno fa ho subito un brutto infortunio durante il nostro lavoro, da allora dovevo ancora rimettermi in forma, recuperare la migliore condizione. È passato tanti anni. Lo so, ma l'infortunio non è stato difficile. Ora io capisco che la domanda che si stanno facendo gli ascoltatori in questo momento è: ma che razza di brutto infortunio si può subire nel lavoro che fate voi sul palco? Tanti. No, scusa, la domanda è: ma il vostro è un lavoro prima di tutto? Questa è prima di tutto questa. Domanda. Però facendo uno spettacolo ho strappato un muscolo di 5 centimetri. Ora, aspetta, scusa, hai fatto uno strappo di 5 centimetri o hai strappato un muscolo di 5 centimetri? No, perché il muscolo era 5 centimetri. No, io ho un muscolo più grande, ma in realtà ho fatto uno strappo di 5 centimetri. Ora, anche chi non ha dimestichezza, insomma, con la medicina ortopedica sa che 5 centimetri sono tanti. Frase che ho sentito dire a Pippo molto spesso. Beh, ma neanche cerchiamo di convincere. Ma dai, basta. Sono cose motivazionali. Bisogna dirlo. Comunque era da un po' che volevo tornare in forma, soprattutto superare il blocco psicologico, perché quello ti frega, cioè non ritorni in forma perché hai un blocco nella testa, capisci? Esatto. Certo, bisogna guarire prima di tutto a livello psicologico, vero Pippo? Comunque 5 centimetri sono tanti. Comunque sono andato in una palestra della mia zona, più precisamente a Marghera, che tra l'altro so che ci ascoltano con grande passione, sono ragazzi che hanno grande competenza, simpatia, professionisti eccellenti, un posto moderno e accogliente. Dai, quanti mesi hai avuto gratis? Ma se me ne regali un paio di mesi. Comunque, scherzi a parte, è la palestra ideale per me perché ha una caratteristica meravigliosa, è aperta 24 ore su 24. Ma dai, chiuderà una certa ora. No, 24 ore su 24. Cioè, può andare alle 2 di notte, scusami? Poi 24 ore su 24. Mica è una roba che non capisci. Se è aperta 24 ore su 24. Ma da che ora a che ora? Ma secondo te 24 ore su 24 sarà sempre comunque qualche mese. Aspetta, magari il lucchetto se la porta. No, si può aprire. C'è una chiave chiaramente magnetica, tu puoi aprire, ma veramente c'è una, diciamo così, una presenza in alcuni orari del giorno, quasi in tutti i giorni se non ricordo male, degli istruttori fino a un certo orario, dopodiché tu puoi accedere a una qualsiasi ora, che è utile per chi come me magari, insomma, voglio dire, ha tanto tempo da perdere, dice cosa faccio, vado in palestra alle 2 di notte. Esatto, ci sta. E se passi di là, la palestra è bene illuminata, si vede spesso molta gente che lavora. Scusa, ho avuto fare esercizi a scuro. Dopo qualche mese di frequentazione posso stilare una classifica dei 7 tipi di palestra. Aspetta. Vai. I 7 tipi da palestra secondo Gaetano Ruocco Guadagna. Perfetto, il primo è il Tony Granso. Tony è quel Granso. tipo di palestrato molto grosso, anzi quello tanto verto, è talmente verto che col braccio sinistro che ha un reogio è confuso e su quello destro un'ora pivante. Da quanto verto che sei? È talmente verto che dorme su un letto a doppiasse.
Piazza Ferretto e Piazza Barca. Cioè, è enorme. È talmente alto perché sei gigantesco che Reinhold Messner non si sta bonde scalarlo. No. E sei talmente alto che in testa che ha una barretta dell'ana e sotto braghe curte, due temperature completamente diverse. Stai attento perché sei talmente forte che se ti chiude il bagaglio del SUV diventa una smart. Cioè, vabbè, voglio vederlo Tony Grant. La seconda categoria è la ragazza denuncia. Attenzione. Sì, è quella ragazza con un fisico perfetto, la tutina all'ultima moda. Ragazze che non abbandonano il glamour neanche mentre sudano, perché tanto loro non sudano. Cioè, hanno il trucco perfetto, capelli sempre in ordine, anche se hanno appena fatto un allenamento fisico ad altissima intensità che ho visto solo in Rocky 4 una roba del genere. Perché ragazza denuncia? Per due motivi. Primo, perché tu in confronto sembri vestito in pigiama. Dopo 3 minuti di tapis roulanti sei già bombo, nega, sfatto come che neanche tua mamma ti riconosce. No, infatti. Mentre lei è perfetta. Cioè, una così ti viene voglia di denunciarla. Certo. E secondo, perché è passibile di denuncia, sono passibili di denuncia tutti quelli che in palestra le fissano il posteriore. Secondo me quello più probabile. Poi c'è il tronista. Cioè, lui siede. Figo. Siede. Siede. È uno che siede ovunque. Sogna attrezzo. 60. Senza lavorare minimamente. Io ho 60. Si siede. Si alza solo per avere una migliore visuale possibile della denuncia di prima della ragazza. Sì. Occupa l'attrezzo inutilmente. Ok. Esatto. È come dire, il compagno di cui tutti vorrebbero fare a meno. Anche il compagno di cui. Esatto. Poi c'è lo speaker, che è il tipo che vedi in piedi vicino a qualcuno che lavora, ma parla. Quest'altro siede, lui parla. Perché sono amico del tronista. Sì, esatto. Cioè, mentre tu fatichi alla pressa, lui parla. Cioè, mentre tu sei sulla ciclette, lui parla. Ti racconta di tutto, dei gnocchi della nonna buonanima. Gnocchi, che buoni che erano. Della fantacalcio. Stiamo a comprare il fantacalcio. Della dichiarazione dei redditi che ha sbagliato il commercialista nel 2013. E dell'ex moglie del suo collega che lo cornifica con tutti, che anche a Juve daria una botta. Esatto. Insomma, tutte queste cose. Poi a un certo punto ti dice: boh, mico finio. Vado in spogliatoio. Bravo, vai in spogliatoio prima che te mando da un'altra parte. Se un'ora che lavoro ti parli. Dopo ti deve fare un'ora dopo, deve fare la doccia e usa là a parlare con te. È vero che ti aspetta. Forse se per colpa sua chi verge anche a notte, così non te lo trovi. Esatto. Poi ragazzi c'è il parto in quarta. Il parto in quarta è quello che già alla corsa campestre alle medie, non so se vi ricordate, ne avevate uno in classe anche voi, partiva in testa dopo 25 metri, già era già morto. Fenomeno. Ero io. È quello che all'unica partita da calcetto con gli amici che gioca nell'arco di un anno, certo. Scatta già dallo spogliatoio fino al campo, non sente neanche il fischio di inizio, praticamente passa in panchina tutto il tempo, fa uno strappo. Questo è Pippo. In palestra il parto in quartas è il tipo che va in palestra dopo una decina di anni di inattività e parte con una grinta, un'intensità che pensi questo che ad andare a gareggiare le Olimpiadi di Oslo, cioè come minimo, ma non fa in tempo a dirlo che lo vedi disteso, infartuato con i medici intorno. Consiglio. Anche a manco. È stato chi che guarda i medici? Quello sentato. Sempre quello. C'è sempre A. Poi ci sono gli ultimi due che sono i social. C'è tipo hashtag sempre al massimo. Quelli che si taggano. Hashtag palestra time. Hashtag pronti per la fatica. Hashtag lavoro duro. Insomma, se tagga dappertutto. Hashtag anche davanti a fianco all'infartuato in mezzo ai medici. Hashtag forse ce la fa. Si fa il selfie. Oggi meglio di lui. Hashtag mamma mia che spussa. Chi sei questo? Perché no, se tagga anche in bagno, cioè non a caso si dice vado a fare la tagga, no? Questa della bueada. I va a taggare. E l'ultimo ce l'abbiamo? L'ultimo, in realtà l'ultimo è quello a cui appartengo io. Attenzione. Che è la categoria del salutista. Salutista. Io vado in palestra, entro, saluto e torno a casa. D'altronde si dice andare in palestra e salutare. Bellissimo. Bravo, grande guy. Vorrei concludere la puntata con un ringraziamento sincero. Vai. L'altro giorno, uscendo dalla palestra, avevo indosso una maglietta meravigliosa con il logo Baigli e sono stato fermato da un'allenatrice di una squadra di pallavolo, tutte le ragazze, insomma, mi hanno fatto un sacco di complimenti per la maglietta, si sono volute fare la foto con me, altre mi hanno dato anche il numero di telefono per dire dove l'hai presa, insomma, scambiamoci queste informazioni. Sì, ma alcune, non tutte, però insomma, devo dire è stato bello, un bel incontro. Che non serviva a inventarsi tutta sta storia per dire comprate la maglietta di Baigli. Ma era bellissimo. Però soprattutto veramente funziona. Ma se hai inventato tutto, vabbè, lo dico a tutti quanti. Insomma, i gadget ufficiali di Baigli e molte altre idee regalo divertenti, perfette per Natale, le potete trovare sullo shop del sito marcoepipo.com. Trovate il link qui sotto nella descrizione della puntata. Esatto. Puntata che è la penultima puntata dell'anno. Ci sarà poi lo speciale di Natale. Finirà qui la prima stagione di Baigli. Stagione di Baigli, e finisce qui
qui? Ma poi ci sarà la seconda. Ritorna! Noi torneremo in primavera. Siamo come allergie, ragazzi. Bene, bello. Intanto grazie per averci seguito fin qui da Marco, Pippo, Gae! Ciao! Bai è il podcast originale di Marco e Pippo, il trio comico. Cercaci sui social o sul nostro sito www.marcoepippo.com. Ciao persone!